Un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del Veneto, l'informazione di Focus TG. Come di consueto, anche oggi siamo e saremo in diretta fino alle 13:30 per tenervi compagnia, per tenervi soprattutto informati e aggiornati su tutto quello che è successo e che sta succedendo nel nostro territorio. Puntata questa di Focus TG estremamente ricca di contenuti, perché fra poco ci collegheremo in diretta con Padova, perché insomma è arrivato oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo Patavino, e quindi avremo la nostra Valentina Visentin in collegamento con noi, che ci racconterà come Padova ha accolto il Presidente della Repubblica. Vi mostreremo poi tutte le immagini, ma come sempre ampia e molto ricca è la nostra pagina di cronaca, e allora iniziamo proprio dalla cronaca. Siamo a Padova per segnalare uno scontro tra un autobus e un tram in via Belludi, proprio davanti al Santo. Fortunatamente nessun ferito, ma scoppia di nuovo la polemica in città sulla sicurezza stradale. Il tram si ferma in via Belludi, di fronte al Santo, nel tratto in cui viaggia senza i pantografi e con gli accumulatori. Il conducente fa scendere i passeggeri e tenta il riavvio del mezzo. Un autobus sopraggiunge per affrontare la curva oppure per superare il tram fermo e i due mezzi si scontrano. Il vetro della porta di uscita del bus va in frantumi, nessun ferito. Intanto si allarga in città il dissenso verso le nuove linee del tram annunciate e in parte già finanziate dal Comune. Giusto l'altro giorno ho avuto l'incarico di fare da portavoce anche al Comitato No Rotaie di Ponte di Brenta, che è anche un'associazione dei commercianti residenti, dove stanno già raccogliendo firme contro questo sistema. Oltretutto annuncio anche che con il Comitato No Rotaia, sempre di Corso Milano, di cui anche di questo sono portavoce, ci sarà un incontro informativo pubblico proprio in Corso Milano per parlare di questo sistema. Sarà venerdì 20 maggio alle 20 in Riviera San Benedetto. E ci sarà un incontro sia cittadini che i commercianti, e molto probabilmente verrà anche qualche persona che ne sa molto più di noi, che ha seguito questo progetto del tram fin dalla sua nascita. Che è forse Antonio Conte, butto là? Forse Antonio Conte. E adesso ci spostiamo a Treviso, nel Trevigiano, perché è stato arrestato il rapinatore seriale. Ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri, anche nei giorni scorsi, perché in un mese e mezzo ha messo a segno ben 3 colpi a danni di persone anziane, e adesso è stato identificato e fermato dalle forze dell'ordine. Se parli ti faccio del male, percuoteva le sue vittime, le strattonava e le derubava del denaro che aveva in casa e di generi alimentari. Nel mirino del rapinatore seriale persone anziane o che vivevano da sole. L'uomo, di origini marocchine, ha messo a segno 3 rapine in un solo mese nel comune di Susegana. Ieri è scattato il blitz dei carabinieri. Ieri sera, dopo un'attenta attività di ricerca sul territorio, i militari della stazione di Susegana sono riusciti a rintracciare questo 27enne di origini marocchine presso la stazione ferroviaria appunto di Susegana. Bottini irrisori, pochi euro a fronte di una violenza assurda. In un colpo la vittima ha riportato lesioni al collo e alla spalla, e poi le minacce. Se chiami i carabinieri torno a trovarti e ti faccio veramente male. La paura e lo shock delle vittime. L'odierno indagato, approfittando appunto della differenza di età a suo favore, ovviamente minacciava di non avvisare le forze dell'ordine e, pur di prendere appunto, come dicevo prima, il guadagno irrisorio, strattonava e spintonava, che tant'è vero un soggetto è anche caduto ed è dovuto ricorrere alle cure del locale nosocomio. Già conosciuto alle forze dell'ordine, il 27enne ha messo a segno la prima rapina ai danni di un 65enne il 5 aprile. Si è introdotto nella sua abitazione, dopo averlo minacciato lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Tutto per portare via 180 euro e del cibo. Il 23 aprile sceglie una nuova vittima. Si tratta di un 79enne, sempre di Susegana. L'anziano è in camera, il rapinatore lo spinge violentemente sul letto e si fa consegnare pochi spiccioli e generi alimentari. Non gli basta, e una decina di giorni dopo, il 5 maggio,
maggio torna ancora dalla stessa vittima già traumatizzata. Anche in questo caso il 27enne si accontenta dei soldi in casa, 50 euro. 3 rapine, modus operandi pressoché simile ad un'altra rapina che finì però nel sangue, quella nella quale perse la vita Adriano Armellin, 83 anni. Il 27enne arrestato, provata la sua pericolosità sociale, si trova in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie anche alla conduzione della Procura di Treviso siamo riusciti a chiudere il cerchio delle indagini nel giro davvero di pochissimi giorni. Il plauso del governatore Zaia. La sicurezza è uno dei capisaldi di una società civile che i veneti non vogliono venga messo in discussione. Con questa operazione i carabinieri hanno dato prova di essere un solido presidio a tutela dei cittadini. E adesso ci spostiamo nel bellunese. Un 47enne proprio di Belluno è stato trovato privo di vita a Igne. Dell'uomo si erano perse le tracce 2 giorni fa all'ora di pranzo. Sono durate fino a notte fonda e riprese alle prime luci dell'alba di oggi le ricerche del 47enne di cui non si avevano notizie dalle 13 di ieri. L'uomo è stato ritrovato privo di vita nella gola del torrente Maè, 150 metri circa a valle della passerella di Igne. Il 47enne di Belluno era uscito dalla Procond ieri alla fine del suo turno di lavoro e non era rientrato a casa. L'allarme è scattato attorno alle 18 e ha mobilitato il soccorso alpino di Longarone. L'auto dell'uomo è stata ritrovata parcheggiata nelle vicinanze della passerella di Igne e lì si sono concentrate le ricerche. L'Enel ha regolato il deflusso dell'acqua della diga di Pontesei e questo ha permesso al gruppo Forre del soccorso alpino di calarsi nella gola e scenderla a piedi. All'attività hanno preso parte i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina, oltre a una unità cinofila molecolare. Questa mattina purtroppo le speranze di ritrovare l'uomo in vita sono svanite. La salma è stata ricomposta e issata dall'elicottero che l'ha trasportata fino al campo sportivo di Igne per essere affidata al carro funebre. L'uomo lascia i genitori che risiedono a Longarone. E come vi avevo detto, oggi è una giornata storica per il Veneto, per Padova, per l'Università di Padova. Importante oggi avvenimento, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Ateneo Patavino per gli 800 anni dell'Università di Padova, ma ci racconta tutto, la vedo collegata con noi, la nostra Valentina Visentin, a cui diamo il buongiorno e cediamo la linea. Sì, grazie Alex, una giornata di grande emozione, di tradizione, ma con lo sguardo al futuro, e questo di fatto è il senso di questa giornata. 800 anni dell'Università di Padova, un ateneo che non smette mai di imparare, questo è quello che hanno ribadito in queste settimane annunciando i grandi festeggiamenti, oggi iniziati alle 9:45 circa, quasi 10, quando c'è stata la sfilata tradizionale dei rettori che avviene ogni 100 anni, tutti i rettori delle università italiane e straniere, le più antiche del mondo, hanno sfilato da Palazzo della Ragione fino ad arrivare qui al Bo, la sede storica dell'Università di Padova, dove ad attenderli c'erano le principali autorità, il sindaco della città, il governatore del Veneto Luca Zaia, poi è arrivata la ministra dell'Università Maria Cristina Messa, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e infine la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna a Padova dopo essere stato nel 2020 a Vo e sempre in città, sempre nel 2020 per Padova capitale del volontariato. Mattarella, che è stato accolto dalla rettrice Daniela Mapelli e portato qui all'Aula Magna, l'Aula Magna che è alle mie spalle, ovviamente blindata, gli accessi sono riservati alle autorità. In questo momento si stanno svolgendo gli ultimi discorsi, la prima a parlare è stata proprio la rettrice, che ha voluto incentrare il suo discorso di apertura dell'anno accademico sui valori che fondano questa università, il suo essere internazionale. Questo è il primo aspetto sottolineato dalla rettrice, lo testimonia che il 10% degli studenti iscritti sono proprio immatricolati, sono stranieri. Poi il senso della patria, un valore che è stato dedicato al presidente Mattarella ricordando
il sacrificio che fece l'università e i suoi studenti durante la seconda guerra mondiale per liberare il nostro paese dal fascismo. Il valore e il rispetto del diritto e dei diritti, un'attenzione che è figlia di questo carattere pluralistico della nostra università, ha detto poi la rettrice Mapelli, sottolineando la multidisciplinarità di questo ateneo e poi il forte legame che Padova ha, guardando pure all'estero e al mondo, ma il forte legame che Padova ha con il suo territorio, con la sua città, l'Università di Padova ha con la sua città. E infine, non per ultimo, però il valore della libertà che fa parte del motto della nostra università e che ha segnato profondamente tutti questi 800 anni, a partire proprio da quegli studenti che 800 anni fa, proprio per cercare la libertà di pensiero, aprirono e fondarono questa grande università. Adesso stanno finendo gli discorsi istituzionali, a breve ci sarà anche il momento della goliardia che avviene sempre ogni anno con il dono fatto dal tribuno, in questo caso è un tribuno donna, che consegnerà la gallina padovana. Abbiamo saputo, l'abbiamo appena vista, è una gallina padovana e si chiama Galilea, ovviamente in onore di Galileo Galilei, che qui insegnò e che è ricordato anche nella Sala dei 40. Valentina, prima di lasciare spazio allora alla goliardia, solo una domanda: la città come ha vissuto, come sta vivendo queste ore fra studenti e anche insomma turisti, cittadini e quant'altro, come hanno accolto questa giornata storica e l'arrivo del Presidente della Repubblica? La città è blindata, ma c'è stata grande partecipazione perché lungo il percorso dei rettori ovviamente c'era tanta gente che si era posizionata proprio per guardare questo momento che avviene ogni 100 anni, con la sfilata dei rettori da Palazzo della Ragione, nelle piazze, poi fino qui all'Ateneo, tanta la gente che appunto lungo le transenne ha seguito questo momento. E allora Valentina, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie a Valentina Visettin, precisa e puntuale come sempre nel suo racconto. Noi rientriamo in studio, ma fra poco vi proporremo altre immagini di questa giornata storica per Padova e non solo. Adesso però ci prendiamo 2 minuti di pubblicità e poi rientriamo con ancora tanta cronaca e tante altre notizie a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo stati di parola 2 minuti esatti e siamo ritornati in diretta per continuare a tenervi aggiornati, a tenervi informati su quello che è la cronaca del nostro territorio. Abbiamo visto le immagini da Padova, il collegamento con Valentina Visettin per questa giornata storica, con le celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo Patavino e l'arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Torneremo più avanti nel corso di questa edizione a mostrarvi le immagini di una Padova blindata, ma anche le immagini suggestive della sfilata dei rettori, dell'ingresso delle autorità e anche insomma di cosa dice la gente che ha assistito a questa importante giornata. Adesso continuiamo con la cronaca, siamo sempre nel Padovano. Paura ieri all'ospedale di Montagnana per un incendio nei locali interrati. Vediamo. Fiamme e fumo hanno invaso il locale interrato dell'ospedale di comunità di Montagnana. L'allarme antincendio è scattato intorno a mezzogiorno di ieri nei sotterranei, dove è collocato un gruppo di continuità. Fortunatamente all'interno non c'era nessuno, perciò non ci sono stati feriti o intossicati. Il personale del servizio di sicurezza ha attuato le prime misure di emergenza e poi i vigili del fuoco arrivati da esse sono entrati nei locali invasi dal fumo e sigillati dalle porte tagliafuoco e hanno domato le fiamme. Il rogo ha interessato una parte del gruppo di continuità a supporto dei sistemi informatici. Il gruppo è stato smontato e portato all'esterno mentre i locali sono stati arieggiati. Le operazioni di soccorso e bonifica sono terminate dopo 3 ore. Parliamo adesso di un attacco di una volpe in un'azienda agricola. Una volpe, appunto, l'animale è stato avvistato in un'azienda a Rovaré di San Biagio di Callalta, immortalato dalle telecamere. Chi lavora in quelle zone dice: siamo invasi, serve un intervento risolutivo. È
Eccole le immagini immortalate dalle telecamere dell'azienda agricola I Padroncini a Rovare di San Biagio di Callalta che mostrano una volpe entrare nel piazzale, afferrare una gallina e scappare. Ma le incursioni delle volpi nella zona sono ormai all'ordine del giorno, come racconta il titolare dell'azienda, nonché presidente della locale Coldiretti. Ultimamente ho avuto diverse segnalazioni da parte delle aziende agricole e degli agricoltori di questi danni causati dalle volpi. È un momento in cui da 2 o 3 anni da questa parte che siamo invasi dalle volpi. Lo stesso Lorenzona negli ultimi anni è stato più volte vittima delle incursioni delle volpi. Di galline, tacchini, anatre, ormai l'azienda si è svuotata. Non so come fermarle. In questo periodo le aggressioni sono aumentate, forse perché, ci spiega Lorenzona, gli animali devono sfamare i loro cuccioli. Indicativo della situazione di pericolo sempre maggiore il comportamento delle stesse galline. Vanno a dormire sopra gli alberi e hanno intuito anche loro che c'è questo pericolo. Tutt'al più ho dei filmati visti che una volpe sale sull'albero, va sopra dove ci sono le galline, le azzanna, le fa cadere per terra un po' intontite, scende dall'albero, prende la gallina e se ne va. Una cosa assurda. Tutti gli episodi sono stati puntualmente segnalati alle guardie venatorie della provincia. Sono venuti in sopralluogo, visto i danni, fatti verbali e tutto quanto, però per ora non abbiamo visto un solo centesimo di rimborso. Anche un rimborso simbolico basterebbe, aggiunge Lorenzona, per il quale però è fondamentale un intervento per aumentare i controlli e limitare le incursioni delle volpi. Fare degli piani di controllo di questi feroci felini, perché qua la situazione è sempre peggiore. E adesso andiamo a Piovene Rocchette per mostrarvi le immagini e i fatti. Un incidente in rotatoria causato da uno scontro tra auto lascia 2 feriti e tanta paura. Piovene Rocchette, un incidente nel primo pomeriggio alla rotatoria in via Trieste Fogazzaro, via Gorizia. Un'autovettura condotta da un 82enne per causa in corso di accertamento si è scontrata contro un'altra auto condotta da un 64enne. L'82enne e la donna passeggera della seconda auto sono state portate al pronto soccorso di Sant'Orso. Intervenuta una pattuglia del consorzio Polizia Locale Alto Vicentino per i rilievi. E adesso la cronaca ci porta a Cornedo Vicentino, rapinato in strada da 2 persone. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare e denunciare i responsabili. Cornedo Vicentino, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Valdagno denunciano in stato di libertà 2 albanesi di 24 anni con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali aggravate. Tutto sarebbe accaduto la sera di venerdì 13 maggio quando un magrebino viene aggredito e rapinato. La vittima, soccorsa dai carabinieri in località Cereda, riferisce di essere stata picchiata da 2 personaggi in seguito a una discussione vicino al cantiere della Pedemontana Veneta. Ferito al volto, il nordafricano nell'occasione viene derubato del proprio cellulare che gli aggressori gli prendono prima di allontanarsi velocemente. Immediatamente scattano le indagini che portano i militari a ritrovare il cellulare in un campo e a rintracciare i 2 albanesi che sono stati denunciati. Ed è caccia all'uomo che ieri sera ha mandato in frantumi una portiera del bus del MOM a Villorba. La violenza è scattata dopo il diniego da parte dell'autista di farlo salire a bordo perché sprovvisto della mascherina. Ancora violenza sui mezzi di trasporto pubblico nella Marca. L'ultimo episodio nella serata di ieri, poco dopo le 19 in via Roma, sulla strada regionale 13 Pontebana Villorba, alla fermata del bus, dove si sono vissuti attimi davvero concitati che hanno portato a un pronto intervento dei carabinieri della stazione villorbese, allertati dall'autista del mezzo, quello della linea extraurbana numero 120 proveniente da Spresiano. Giunto alla fermata, il conducente non ha permesso ad un uomo di salire a bordo perché sprovvisto di mascherina obbligatoria per il trasporto, così come previsto dalle normative anti-Covid ancora in vigore. Davanti al suo diniego, l'uomo di origine straniera ha colpito violentemente con un calcio alla porta automatica anteriore dell'autobus, mandando letteralmente in frantumi il vetro. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla furia dell'aspirante passeggero, che subito dopo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso per identificare il responsabile. Altro incidente, questa volta a Schio, coinvolta un'auto e una motocicletta. Un ragazzo 18enne è finito in ospedale.
Schio, uno scontro tra un'auto e una moto verso le 13 in via Trento Trieste a Schio. Nell'impatto il motociclo condotto da una 18enne, secondo le ricostruzioni della polizia locale Alto Vicentino, avrebbe impattato per causa in corso di accertamento contro lo spigolo anteriore della vettura. La conducente del motociclo a seguito della caduta è stata portata al San Bortolo per gli accertamenti del caso. Sul posto intervenute 2 pattuglie per i rilievi e la regolazione del traffico molto intenso in tale fascia oraria. È una tragedia, ha colpito ieri mattina un agriturismo a Vaglio di Roncade dove ha perso la vita, annegato in un fossato, un 87enne. La morte è avvenuta a pochi metri da casa sua. Ho visto un po' del movimento e sono corso prima, adesso sono corso qua ancora per vedere cosa che è successo. E mi ha detto, è scivolato dentro il fosso. Là c'è il fosso, è un po' la fossa la chiamiamo, è un po' pericolosa. La tragedia a pochi passi da casa, in un luogo familiare a ridosso del giardino, chissà quante volte frequentato e percorso, anche solo con lo sguardo. Un fossato colmo d'acqua riempito dalla pioggia degli ultimi giorni è stato fatale per Franco De Marco, 87 anni, originario di Zoldo Alto, nel Bellunese. De Marco, padre del titolare dell'agriturismo Campi di Grano, era uscito dall'abitazione verso le 9 per una passeggiata. Poco dopo il ritrovamento da parte della moglie e del figlio, che hanno subito dato l'allarme. Sul posto gli operatori del SUEM 118 arrivati con l'elicottero dal Cafoncello. Ogni tentativo di rianimarlo però è stato inutile nella disperazione dei familiari. A seguire le operazioni anche i carabinieri della stazione di Roncade, che hanno escluso il coinvolgimento di terzi fin dall'inizio. L'uomo con ogni probabilità è scivolato nel fossato, forse a causa di un malore, e qui ha trovato la morte per annegamento. Questa la ricostruzione dei militari, un luogo noto a chi conosceva la zona. Madonna, qua i posti dove giocavamo da bambini, questi qua. L'elicottero del SUEM 118 si è rialzato in volo poco prima di mezzogiorno. A terra resta solo la disperazione di un'intera famiglia. Ci spostiamo adesso a Vicenza, dove 5 ventenni, 5 ragazzi giovani già noti alle forze dell'ordine, hanno lanciato sassi contro la vetrata di un locale. Denunciati 5 giovani tra i 18 e i 23 anni, gravati da precedenti residenti fuori provincia e accusati di aver lanciato sassi contro la vetrata di una discoteca di via Zamenhof a Vicenza per futili motivi. I fatti si riferiscono al 14 maggio, quando è scattato l'intervento dei carabinieri che li hanno bloccati e denunciati. I danni alla discoteca sono in via di quantificazione. E adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa pubblicitaria, 2 minuti, e rientriamo in studio con ancora tantissime notizie di cronaca. Poi c'è l'attualità, la pagina che riguarda la sanità, e poi turismo, curiosità, i nostri approfondimenti e le immagini da Padova con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono quasi le 12:30. Questo vuol dire che saremo in diretta in vostra compagnia per almeno un'altra ora per raccontarvi tutto quello che riguarda la cronaca, l'attualità e i nostri approfondimenti sul nostro territorio. Continuiamo con la pagina di cronaca che abbiamo aperto dandovi tante notizie in questi primi 30 minuti della nostra striscia quotidiana di Focus TG. Noi proseguiamo parlando di una maxi operazione della Guardia di Finanza, un'operazione legata all'evasione fiscale. Perché? Perché i finanzieri di Vicenza hanno sequestrato 280.000 euro a un imprenditore vicentino. Scopriamo il perché. I finanzieri di Vicenza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino a concorrenza di oltre 280.000 euro nei confronti di un imprenditore vicentino, consulente nella compravendita di terreni.
Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle, hanno tratto origine da una precedente attività di verifica, al termine della quale l'imprenditore, evasore totale, era stato denunciato per il mancato pagamento delle imposte a fronte di un reddito prodotto superiore al €500.000. Aveva quindi aderito ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate, ma non aveva pagato le prime rate. È così scattato il sequestro preventivo. E adesso parliamo di espropri, ci riferiamo a quello che sta avvenendo nel Padovano, terza corsia dell'autostrada Padova-Bologna. Ebbene, ripartono, come detto, gli espropri, sono 5 i comuni interessati dal progetto, centinaia i cittadini coinvolti. Sono circa 12 chilometri della Padova-Bologna interessati dalla terza corsia della A13, su Albignasego, Maserà, Due Carrare, Pernumia e Monselice. Centinaia le cosiddette ditte catastali interessate dagli espropri, dopo il via libera della conferenza dei servizi. In passato avevamo registrato anche nel nostro telegiornale la preoccupazione di agricoltori, orticoltori e residenti nei pressi del tratto padovano della A13 e le proteste di alcuni gruppi ambientalisti. Dei circa 12 chilometri di autostrada, la metà sono sotto Due Carrare. Il sindaco vede il bicchiere mezzo pieno. Verranno messe le barriere, una grossa parte del nostro tratto di Due Carrare sarà interessato dalle barriere antirumore. Verranno rifatti tutti i cavalcavia, saranno molto più grandi, l'impalcato sarà dell'ordine dei 10 metri e questo consentirà quindi di avere anche delle piste ciclabili e dei marciapiedi in sicurezza su questi. Ci saranno altre mitigazioni ambientali, tutti i vari sottovia, i vari ponti avranno dei disoleatori per appunto depurare l'acqua piovana dagli oli esausti che vengono lavati dalla strada. Il primo progetto della terza corsia della Padova-Bologna negli anni è stato migliorato, soprattutto con l'aumento dei metri di barriere antirumore, che vicino alle abitazioni mancano praticamente da sempre. Una nuova rotatoria e un nuovo parcheggio scambiatore completeranno il casello di Terme Euganee. I lavori potrebbero iniziare entro quest'anno e si stima dureranno 3 anni. E come promesso, adesso torniamo a Padova, torniamo a mostrarvi le immagini e a farvi ascoltare la voce di chi sta vivendo questa giornata storica per la città, per l'Università Patavina. Partiamo subito con il primo servizio che riguarda l'ingresso delle autorità, perché insomma l'Università di Padova è grata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questa visita, per questo importante impegno mantenuto. Insieme al Presidente Mattarella c'erano anche tante altre autorità. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Arriva una manciata di minuti prima delle 11 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla sua seconda presenza, l'inaugurazione di un anno accademico del Bo, una presenza che onora gli 8 secoli di vita dell'Università di Padova. Accanto a lui la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la Ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, le autorità regionali e cittadine. Oggi grande giornata. 800 anni dell'università, insomma l'università più prestigiosa d'Italia. È l'università veramente internazionale, forte, ancora la prima nelle varie classifiche e graduatorie della capacità scientifica, didattica e di terza missione. Fa impressione, no? 800 anni fanno impressione e come hanno detto giustamente qui si guarda al passato perché il passato conta, ma per il futuro, e questa è la cosa che Padova non ha mai perso, questa attenzione e questo essere sempre sulla linea di frontiera. Questo è sicuramente una grande dote di questa università. L'orgoglio veneto, 800 anni non sono pochi, soprattutto possiamo fregiarci non solo di questo anniversario, di questo grande traguardo, ma anche dei grandi traguardi che abbiamo ottenuto nella ricerca, nel mondo scientifico, come accademia. Direi che oggi ci sono tutti gli elementi, non a caso c'è qui il Capo dello Stato. L'università festeggia 800 anni e insomma anche con il Comune in questi anni, durante il suo primo mandato, ci sono stati degli sviluppi importanti, la caserma Piave, tante e non ultima l'ospedale.
stiamo collaborando in maniera totale, penso sia vitale per Padova e anche per la stessa università. L'ospedale abbiamo raggiunto un accordo con il Presidente Zaia, con loro, con la provincia e con l'università, per cui è stato basilare, per cui il caserma Piave diventerà un luogo magnifico, passante per la città, stanno rigenerando moltissime cose, c'è piena collaborazione, faremo corso assieme, faremo tante cose, per cui è il massimo, insomma, avere un'università del genere, 61.000 studenti, 24.000 matricole, di cui 4.000 stranieri. Pensate che contaminazione c'è sotto l'aspetto della cultura, magnifico. Cittadini fieri della propria università, turisti, passanti curiosi di quello che sta succedendo in queste ore a Padova. Noi abbiamo raccolto la loro voce. 800 anni di imparo ancora, è stata grande festa per gli 8 secoli di vita dell'Università di Padova, ma che cosa ne pensano i cittadini? Siamo andati a sentirli. Veramente è un'istituzione molto antica ed è un onore per noi poter studiare all'Università di Padova, è molto ampia, grande ed è qualcosa di importante per noi studiare qui. Che corso di studi frequenti? Consulente del lavoro e la scuola di giurisprudenza. L'Università di Padova, una delle chicche di eccellenza nel nostro patrimonio, nella nostra nazione italiana. Cioè io quando penso all'università penso alla Lucrezia Cornaro, che è la prima donna che si è laureata in legge in tutto il mondo. Questo mi rende fiera, nonostante sono straniera, però abito qua da 15 anni. Rinomata come università, si sa che è un'università antica, si sa la qualità dei professori e è un punto di riferimento soprattutto per il nord Italia, secondo me, che molti scelgono. Cioè ti dà sicurezza come università. L'università qua, per quello che voglio fare io, è una delle migliori, quindi. E qual è il suo corso di studio? Scienze umane, psicologia, sociologia, queste cose qui, ecco. Ecco, contenta di frequentare l'Università di Padova? Sì, io sono sempre nata e vissuta qua a Padova e è una città molto bella, quindi assolutamente. E fieri della sua università anche come padovani? Certo, sì. Noi non siamo padovani, ma siamo molto contenti che ci sia un'università che da tantissimo tempo che è in piedi, è attiva e credo che abbia ancora un buon nome anche per la città. Conoscono nel mondo e soprattutto l'università è molto quotata. È importante anche per chi ha un'attività, l'Università di Padova. Certo, perché comunque c'è vita, ci sono tanti ragazzi e comunque è molto bello, diciamo. Noi qui siamo tra l'altro in Via del Santo, quindi il via vai di studenti è importante, immagino. È importantissimo perché ovviamente si vede quando i ragazzi mancano. Una città che parla della sua università e racconta come l'erudito Gian Vincenzo Pinelli nel XVI secolo sostenne una tra le menti più illustri del Bo. Un uomo di estrema cultura che ha aiutato poi Galileo Galilei a restare qui ad avere la cattedra, a non dover essere obbligato ad insegnare perché lo manteneva, aveva la cattedra però qua e manteneva la sua famiglia che stava a Venezia. Nell'insieme dei due personaggi, uno aveva i soldi, l'altro aveva la cultura, l'importanza, hanno formato quello che attualmente abbiamo. E allora chiudiamo adesso la parentesi dedicata alle celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova in questa giornata storica. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto, ve lo abbiamo raccontato. Adesso apriamo la pagina dedicata alla sanità e continuiamo a riportarvi lamentele, disagi e problematiche legate ai disservizi che da tempo si stanno verificando all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana del direttore generale Carlo Bramezza. Pazienti esasperati e preoccupati per la situazione, tantissime le lamentele che arrivano sui tavoli dei sindaci, arrivano alle istituzioni e arrivano numerosissime nelle nostre redazioni. Adesso ascoltate la testimonianza di questa paziente, di questa cittadina che abbiamo intercettato a Bassano. C'è chi dice no, un no convinto, un no che in tanti dicono con frustrazione, rabbia, preoccupazione e delusione. Un no
per chi prova a far sembrare che vada tutto bene al San Bassiano, che gli spostamenti verso Sant'Orso e Asiago siano pochi e trascurabili. Un no che centinaia di pazienti, di cittadini, di famiglie dicono a chi gestisce l'ULSS 7 Pedemontana. Le segnalazioni e le testimonianze di disorganizzazione e disagi nell'azienda sanitaria del direttore generale Carlo Bramezza si moltiplicano giorno dopo giorno. Ecco cosa racconta e cosa chiede questa paziente residente a Bassano. Perché è una indecenza che per fare un controllo di una ciste sul ginocchio mi mandano a Sant'Orso. Io non guido, non ho nessuno che mi porti, 2. Terzo, se io vado a fare il controllo a Sant'Orso, se sono da operare devo ritornare a Sant'Orso. E per noi, io non sono più giovane, non guido, non ho mai guidato, è un problema. 2. E il reparto di senologia qui a Bassano è una vergogna. Il 90% delle donne è sotto controllo, l'hanno avuto o ce l'avranno o sono sotto controllo. È una vergogna. Ed è ora che qualcheduno, sia la Lancerin e sia Zaia, prendono provvedimenti. E per una sanità con problemi che noi vi stiamo raccontando giornalmente, adesso ci spostiamo a parlare invece di una sanità improntata al futuro, perlomeno nelle infrastrutture, perché è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il nuovo ospedale di Padova, via libera alla progettazione. Oggi con la pubblicazione della delibera di aggiudicazione della progettualità tecnica ed economica, sicuramente quello che stiamo facendo è un passo importante, è sicuramente un punto fermo. Da questo punto fermo passano i 30-35 giorni di attesa di stand still, entro il quale periodo chi è interessato può fare un ricorso. Se passa questo mese indenne da ricorsi, potremo appunto procedere alla firma del contratto e quindi dare avvio alla vera e propria attività di progettazione. Eccola la delibera a cui fa riferimento il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Con questa firma la costruzione del nuovo ospedale fa un sostanziale passo in avanti. Entro il 2030, sì, la speranza è sì, incrociamo le dita. Dobbiamo correre su questo, è importante dare a Padova questa risposta. La prima pietra potrebbe arrivare addirittura fra 1 anno e mezzo. Noi abbiamo detto entro il 2024, speriamo di riuscirci. Erano 7 i raggruppamenti di studi tecnici che partecipavano al bando. Una commissione appositamente nominata ha vagliato i progetti scegliendo quello della Politecnica Ingegneria e Architettura di Modena, che ha proposto un progetto risparmiando milioni di euro. Un ribasso importante, assegniamo rispetto ai 4,5 previsti a 2 milioni e 2 e quindi un ribasso del circa il 48%, direi sicuramente importante. Anche il presidente della regione Luca Zaia ha salutato positivamente questo passo in avanti. Come regione, ha detto il governatore, abbiamo fatto veramente tutto il possibile per tradurre in realtà questo progetto. Ma chiede a tutti un ultimo sforzo, pancia a terra e pedalare per arrivare al più presto alla posa della prima pietra. Nel frattempo si lavora alacremente anche per la nuova pediatria nell'area del Giustinianeo. La pediatria sta andando avanti, direi, in maniera regolare, quindi bene, stiamo nella fase dello scavo archeologico che appunto aveva questi centinaio di giorni di durata, ma vedo che l'attività sta procedendo alacremente, quindi speriamo anche di contrarre questo periodo. Piccolo momento dedicato adesso alla pubblicità, noi rientriamo fra poco con ancora tante notizie di cronaca, attualità, insomma una seconda parte di Focus TG ricca di contenuti. A fra poco. (12:45), ben ritrovati a Focus TG. Andiamo avanti con la nostra scaletta, con le nostre notizie dedicate alla sanità. Prima però un aggiornamento, una notizia di cronaca dell'ultima ora, momenti di paura a Noventa Padovana.
dove intorno alle 8 di questa mattina è stato investito un ragazzino di 13 anni che stava andando alle scuole medie del paese. Il ragazzino stava attraversando l'incrocio sulle strisce pedonali quando è stato investito da un'auto che è fuggita. Immediati sono scattati i soccorsi, il ragazzo è ricoverato in ospedale a Padova per accertamenti, ma non corre pericolo di vita. Subito sono partite le ricerche, è stato grazie alle telecamere di videosorveglianza che i carabinieri circa un'ora fa hanno individuato l'uomo alla guida dell'auto fuggita dal luogo dell'incidente. In questo momento sono in corso gli interrogatori all'uomo in caserma. Una notizia quindi che vi abbiamo dato in tempo reale, altra notizia di cronaca. Adesso però continuiamo con la pagina dedicata al mondo della sanità. Parliamo di epatite C, che è una malattia che può restare nascosta per anni senza manifestarsi. Per questo la Regione ha scelto di praticare controlli di prevenzione con un esame gratuito. Partita la campagna di screening per rilevare la presenza del virus HCV, la causa dell'epatite C. Una malattia che resta silente per anni, ma che può avere esiti nefasti come cirrosi e tumori al fegato. Un esame del sangue gratuito, senza ricetta, per tutti i nati tra il 1969 e il 1989, per cercare di far emergere i positivi, che molte volte non sanno nemmeno di esserlo. Le terapie ci sono, si può guarire e si può limitare il diffondersi di questa malattia che è subdola e che rimane nascosta per anni. È partita la possibilità di fare uno screening gratuito per tutti i soggetti che sono nati fra l'89 e il 69. È un'occasione unica perché sappiamo che l'infezione da HCV molto spesso resta silente per anni, per decenni, e quando viene ad essere scoperta ormai è troppo tardi. Per cui questa è un'occasione da non perdere. Veramente invito tutti i cittadini che sono in questa fascia di età e che o vengono a fare prelievi in laboratorio per altri motivi o che volontariamente vogliono venire a fare questo test, di farlo e di non perdere tempo. Parliamo adesso di Covid e reinfezioni. Si discute se effettivamente siamo passati da una pandemia, da una situazione di pandemia a una di endemia. C'è dibattito su questo. La cosa certa però in questo preciso momento è che la quarta dose non decolla. Sono davvero pochissime le persone che si dicono intenzionate a inocularsi la quarta dose di vaccino. Vediamo. Siamo in un momento in cui le reinfezioni sono presenti anche nella popolazione vaccinata. Reinfezioni da Covid presenti, ma sui ricoveri incidono i cosiddetti Covid per caso. Adesso sui ricoveri siamo sui 40-50, però la metà casi Covid per caso. Resta immutata l'attenzione rivolta ai più fragili. Operatori e istituzioni dobbiamo assolutamente tutelare i contesti più fragili, e cioè gli ospedali, i pazienti, i malati e i pazienti più vulnerabili e fragili. Va anche in questo senso il rinforzo, per esempio, della vaccinazione con la quarta dose solo a determinate categorie di persone. Quarta dose che a distanza di più di un mese dall'avvio non decolla. È stato un flop per la popolazione allargata. Noi però stiamo lavorando con i nostri super fragili per portare avanti con una certa anche pacatezza, con calma, la somministrazione della quarta dose. L'altro compito è non smantellare completamente le varie strutture. Parlo per esempio come direttore di un nucleo Covid che si è deciso comunque di mantenere, seppur a livelli anche più bassi, in attesa appunto dell'autunno. Passaggio da pandemia a endemia è ancora un punto di domanda. E prima di chiudere la parentesi dedicata alla sanità, diamo una rapida occhiata al report di Azienda Zero, report che come sempre, oramai lo sapete, fotografa l'andamento dei contagi in regione nelle ultime 24 ore. Una schermata rapidissima per andare a constatare che il delta dei nuovi casi positivi, quindi le persone
intercettate nelle ultime 24 ore positive al Covid fa segnare un più 2.613, questo è il numero indicato dal cursore, quindi 2.613 nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi invece in regione sono poco più di 45.000, 45.410 per l'esattezza. Noi adesso rientriamo in studio e cambiamo decisamente argomento. È passato un anno e una delle strade più importanti verso Cimagrappa è ancora chiusa, nonostante sia già stato stanziato 1 milione di euro per la messa in sicurezza di 2 gallerie. Infuriati, come comprensibile, gli allevatori, in procinto insomma delle transumanze per gli alpeggi estivi, infuriati, dicevamo, con quello che definiscono un immobilismo da parte della politica. Lavoriamo per rimetterci, basta, perché se dovessi fare i conti con la penna sarebbe meglio che chiudessi la stalla. È infuriata Afra Panizzone, infuriata come gli altri allevatori, proprietari o gestori delle malghe sul versante trevigiano del Grappa. Infuriati con la provincia che ha in carico la strada che collega la cima con la piana trevigiana, strada chiusa da oltre un anno a causa della caduta massi da queste gallerie. Chiusa dall'anno scorso. Abbiamo fatto un passo da giganti, siamo entrati patrimonio dell'UNESCO con la strada principale chiusa. Non so se in provincia capiscono certe cose oppure non ci arrivano. Una strada fondamentale, in particolare in queste settimane di transumanza, verso i pascoli montani per produrre tipicità uniche come il morlacco del Grappa. Con questa via chiusa e il transito vietato ai camion per il trasporto bestiame sulle altre strade, molti hanno già annunciato che quest'anno non apriranno la loro malga, anche perché tagliare il transito dei turisti da Cimagrappa è un duro colpo per tutte le attività, partendo dal Pian della Bala fino a Monte Tomba. È un colpo duro per tutti quelli che lavorano in montagna, perché la strada che passa per Malgamure unisce lato est con il lato ovest, per cui se a metà la strada è chiusa, come facciamo a unire? Afra e gli altri malgari non vogliono più sentir parlare del 1 milione di euro già stanziato e delle progettazioni, perché vogliono solo fatti concreti, come ad esempio una semplice intelaiatura con tubi innocenti e pianali utilizzando ponteggi da cantiere. Un'intelaiatura che metterebbe in sicurezza le gallerie in attesa della realizzazione definitiva in cemento armato. Tra l'altro, conclude Afra sconsolata, con l'ultima riunione i malgari si sono sentiti letteralmente presi in giro. Adesso hanno fatto una riunione e hanno detto che il 1 milione di euro non basta. Ma io dico, i nostri poveri avi che l'hanno fatto le gallerie, la strada con pale e piccone, adesso nel 2022 riescono a mantenerla, non ricostruirla nuova, mantenerla. E adesso ci spostiamo a Rosà, dove verrà installato in via sperimentale un impianto a impatto zero per ripulire i canali della plastica gettata in acqua dai soliti incivili. Pulire i canali da plastica e immondizie per evitare che tonnellate di rifiuti arrivino al mare. È con questo scopo che River Cleaning ha installato lungo uno dei canali che attraversano la campagna di Rosà un sistema modulare di barriere che agisce su ogni tipo di corso d'acqua, autoalimentato e a impatto zero. Una serie di boe galleggianti che ruotando intercettano i rifiuti e li spostano, li accompagnano fino al punto di raccolta per farli diventare nuova vita. La cosa che fa specie è la quantità di immondizia che viene buttata, gettata nei canali. Sì, la quantità di immondizia è enorme, soprattutto dovremmo anche sviluppare un senso civico, cioè bisogna insegnare alla gente che non si può buttare in modo così indiscriminato i rifiuti. I nostri canali infatti rischiano di diventare discariche ed è per questo che il Comune di Rosà e il Consorzio di Bonifica Brenta hanno appoggiato l'installazione di questo impianto pilota per la pulizia dei corsi d'acqua. Noi purtroppo intercettiamo su 100 bottiglie circa il 30% al 25% di vetro. Questo è un crimine perché abbiamo già un sistema di raccolta per il vetro. Intercettiamo cibi avariati, intercettiamo di tutto nei corsi d'acqua. Quindi immaginate noi che siamo così bravi, abbiamo questa situazione. Provate a pensare in paesi dove non c'è un sistema di raccolta, dove non c'è la possibilità di conferire la plastica rispetto al vetro, per esempio. Ecco, quindi dovremmo essere noi a imparare prima e come? Con dei nuovi sistemi come questi.
Canali pieni d'acqua da ripulire, e questo è un problema a cui abbiamo visto si sta trovando soluzione. Ci sono invece canali in secca e qui i problemi sono gravi per quello che riguarda tutta l'agricoltura, l'economia di una zona, di una grande vasta area a nord di Bassano. Torniamo a parlare del canale in secca a Solagna, agricoltori disperati e nessuno conosce le tempistiche e la soluzione a questo problema. Nel maggio più caldo degli ultimi anni resta ancora in secca il canale Medoacco di Solagna, sottoposto a lavori urgenti dall'Enel nelle ultime 2 settimane. E per un'intera area del Bassanese questo significa zero irrigazione, con tutte le conseguenze del caso per l'agricoltura del territorio, in un momento molto delicato per le colture. Ci vorrà ancora del tempo perché pare proprio che il cantiere debba rimanere in piedi per qualche altro giorno. L'intervento di sistemazione della perdita segnalata dall'Enel è concluso e sono state posate le reti elettrosaldate con conseguente gettata di cemento, ma i tempi tecnici non permettono di riportare subito l'acqua nel canale. All'inizio il consorzio di bonifica Brenta aveva parlato di uno stop di una quindicina di giorni, quindi limitato alla prima metà di maggio. Poi però Enel ha avvertito che con ogni probabilità l'intero mese avrebbe visto il canale in asciutta e il conseguente blocco delle irrigazioni per una fascia considerevole del territorio a nord di Bassano. Gli agricoltori restano con il fiato sospeso e resta sospesa anche la domanda relativa alle cause della perdita segnalata da Enel. Perdita, ci ha fatto sapere l'ente, accentuata anche da movimenti di terreno non autorizzati. Situazione, risulta da una lettera ufficiale dell'Enel, confermata anche da specialisti. Resta il mistero però su quali siano stati questi movimenti e di chi siano eventuali responsabilità per quello che sta accadendo. Informazioni che dovranno emergere prima o poi. Intanto l'unica speranza del comparto primario è che l'acqua torni a scorrere in quel canale. Insomma, per coltivazioni e orti in difficoltà, e ve lo stiamo raccontando, stiamo monitorando e seguendo la questione giorno per giorno. Prima di andare in pubblicità, una notizia invece di colore, in questo caso colore verde, perché comunque parliamo di orti. Nasce a Belluno un orto sociale con l'interessamento, il coinvolgimento di ragazzini con disabilità. Metti la piantina. Perfetto. Pianino, adesso la copri. Fare l'orto, curarlo e raccoglierne i frutti, una metafora della vita applicata nell'attività didattica costruita su misura per le persone con disabilità del gruppo GEOD, promosso dal Servizio Integrazione Scolastica e Sociale dell'Ulsu 1 Dolomiti. Un'iniziativa unica nel suo genere che in questi giorni sta prendendo forma all'orto sociale nel quartiere di Cavarzano a Belluno. È una bellissima iniziativa, è nata in un momento particolare dove la pandemia ha bloccato la possibilità di sperimentarsi in tanti contesti. Questo contesto aperto ha ampliato delle opportunità per loro. Un'esperienza inclusiva, motivante, a stretto contatto con la natura, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle capacità mentali, emotive, relazionali e fisiche dei ragazzi. E molti di questi ragazzi hanno delle difficoltà su un piano metacognitivo e hanno bisogno di passare su esperienze concrete e di vedere giorno dopo giorno che cosa succede, e Madre Natura ci offre proprio un'opportunità di crescita in questo senso. Un progetto di rete che ha coinvolto anche il Comune di Belluno, che ha concesso il terreno in via Trois, l'agrario di Feltre e il mondo del volontariato. Questa mattina nel piccolo appezzamento di terreno un gruppo di ragazze e ragazzi hanno messo a dimora le piantine di ortaggi e di erbe aromatiche e nei loro occhi la gioia. Io direi che puoi sistemare la piantina, sai Eugene? Vado? E poi la ricopri. Riuscire a vedere nel breve tempo permette di essere gratificati, perché una delle attività è in quello di crescere la loro autostima. Di solito sono sempre gli altri che si occupano di loro, in questo caso sono loro che si occupano di qualcos'altro. Un'iniziativa che consente di coltivare diverse abilità e di riprendere il ritmo delle relazioni che la pandemia ha bruscamente interrotto. E allora adesso piccolo break pubblicitario, torniamo fra poco con tante altre notizie.
Sono da poco passate le 13, ancora una mezz'oretta in vostra compagnia, abbiamo tanto di cui parlare, ci sono notizie dal territorio, ci sono fatti di attualità e poi i nostri approfondimenti, i nostri focus sul turismo, sull'arte, sulla cultura. Noi però adesso parliamo di sicurezza sul lavoro perché si è svolto a Noventa di Piave un'importante giornata dedicata alla formazione. Armonia in pratica. Si è svolta nell'azienda Tergas di Noventa di Piave una giornata di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per fornire istruzioni e guidare lavoratori e i loro datori a forme di comunicazione che facilitino l'apprendimento e rendano i partecipanti protagonisti per creare, correggere e rendere i comportamenti sicuri. Oggi non basta solo dare lavoro ai dipendenti, ma bisogna anche creare un ambito di sicurezza. Ne parliamo tanto e magari a volte facciamo poco. Io penso che la sinergia tra privato e pubblico su questo sia fondamentale. Oltre 70 le aziende che hanno partecipato e più di 160 persone tra docenti, staff e personale da formare. Un'iniziativa in collaborazione con l'associazione di categoria Confapi Venezia e Api Industria Servizi. In giornate come questa dimostriamo come il valore della sicurezza deve diventare argomento centrale per l'imprenditore che vuole fare impresa in modo giusto e buono. Applaudiamo questa iniziativa della Confapi perché sappiamo che la formazione degli operatori delle aziende, coniugata soprattutto all'addestramento, è fondamentale per la riduzione dei rischi e qui oggi si fa soprattutto addestramento, quindi sono iniziative che vanno ripetute assolutamente. La giornata si è articolata in 11 isole dedicate all'utilizzo di attrezzature e macchine di lavoro come gru su autocarro o piattaforme elevabili e alla sicurezza dei lavoratori su rischi specifici come primo soccorso, antincendio e altri rischi come stress da lavoro. Dai dati INAIL dei primi 3 mesi dell'anno emerge che tra gennaio e marzo nel nostro paese si sono rilevate complessivamente 194.106 denunce di infortunio, il 50,85% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Tra queste le denunce di infortuni mortali sono state 189, a fronte delle 185 nello stesso periodo dell'anno precedente. E adesso ci spostiamo a Venezia, dove 2 nuove corone andranno a impreziosire l'icona della Madonna della Salute di Gesù Bambino come doni votivi dopo gli anni difficili dell'acqua granda e della pandemia. Sabato 21 maggio alla Basilica della Salute si celebra il primo centenario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna Mesopanditissa. Per l'occasione 2 nuovi gioielli impreziosiranno come doni votivi l'icona della Madonna e di Gesù Bambino, testimonianza della gratitudine e della fede dei veneziani dopo gli anni difficili dell'acqua granda del 19 e del lockdown del 20 e del 21. Nei mesi più duri del lockdown, quando le domande di affidamento a Maria erano molte e allora si è detto, quando si chiede occorre anche saper dire grazie. Così è nato l'idea del progetto, che poi si è protratto per alcuni mesi perché il lockdown continuava e anche la pandemia continuava. La Basilica della Salute custodisce circa 1 migliaio di ex voto. Sono soprattutto gioielli, ma anche lingotti d'oro e pietre preziose donati negli ultimi 200 anni dai fedeli per grazie ricevute. Per la prima volta sono stati catalogati tutti e alcuni, dopo un adeguato iter di approvazione, trasformati in 2 nuovi diademi da un'equipe di professionisti guidata da Alberto Nardi. C'è la stella a 8 punte che è anche presente nell'architettura della basilica stessa, il boccioli di rosa tutto intorno che sono, diciamo, il fiore per eccellenza, diciamo, del culto mariano. E per quello che riguarda invece il diadema del Gesù Bambino c'è la presenza della croce e poi ai lati della croce ci sono le 2 lettere, diciamo, dell'alfabeto greca, l'alfa e l'omega. Complessivamente le 2 corone sono composte da 400 grammi d'oro e 22 carati di diamanti. La prima incoronazione dell'icona della Madonna della Salute avvenne un secolo fa, il 23 aprile 1922, da parte del cardinale patriarca Pietro La Fontaine, come ringraziamento per la protezione a Venezia durante la Grande Guerra e atto di affidamento per l'epidemia di febbre spagnola.
I gioielli che verranno esposti sabato 21 nella celebrazione eucaristica del Patriarca alle ore 10 non vanno a sostituire quelli della festa, che sono appunto i gioielli del 22, ma questi nuovi integreranno il corredo esistente e verranno utilizzati per alcune feste mariane e per alcuni periodi dell'anno. E adesso vi raccontiamo un'iniziativa davvero particolare. Siamo a Treviso, dove da settembre partirà un corso di dialetto veneto per immigrati. Questa idea l'ha avuta un 22enne trevigiano originario del Marocco. Si tratta di corsi di lingua veneta per stranieri e questo servirà per includere maggiormente lo straniero in questa società e in questa regione che ci offre lavoro e ci offre amicizia. Insegnare il veneto agli immigrati, questa è la sfida di Saif Kesraji, 22 anni appena e titolare di un'agenzia a Treviso. I corsi partiranno a settembre anche perché c'è da definire il corpo docenti. Gli insegnanti saranno pensionati e comunque chiunque si candida ben accetto. Alla fine del percorso ci sarà anche un diploma, il valore ovviamente è simbolico. L'attestato non è ufficiale, però è un attestato di partecipazione che comunque il valore di sicuro è quello di partecipazione. Ecco. Saif è figlio di Abdallah Kesraji, punto di riferimento della comunità marocchina in Veneto e presidente di Hilal, la cooperativa da poco subentrata anche nella gestione del centro accoglienza all'ex caserma Serena di Casier. Inevitabile quindi parlare di integrazione e diritto di cittadinanza. Lo stesso Saif parte dalla sua storia. Sono nato in Italia, al Cafoncello, ma io penso che se un ragazzo nasce qui e i suoi genitori sono qui da 20-30 anni, la cittadinanza è il minimo che dovrebbe avere. Per una reale integrazione. Non avere la cittadinanza penalizza il giovane e non lo fa sentire di sicuro incluso, quindi non puoi pretendere l'inclusione e l'integrazione se il cittadino, che dovrebbe essere al pari dei figli degli italiani, non è italiano. Quanto al Veneto e ai veneti, il 22enne scatta una fotografia precisa. Il Veneto è una persona solare, disponibile e ovviamente quando vede che in te c'è la voglia di lavoro e di resilienza, vede che comunque ti accoglie e ti introduce a sé e alla sua cultura. E proprio ieri nel nostro Focus TG vi abbiamo parlato di quella che è un po' una querela, una polemica a Treviso per negozi e bar chiusi la sera e la domenica in occasione, in concomitanza con lo straordinario successo che sta avendo ad esempio la mostra di Canova. Ebbene, il sindaco di Treviso aveva lanciato la proposta di ampliare l'orario di apertura, di garantire comunque un servizio a tutte le persone in coda, a tutti i turisti. Aveva risposto in maniera abbastanza seccata, possiamo dire, Veneto Imprese, dicendo che iniziative come queste non possono essere improvvisate, serve programmazione, serve un confronto. Ebbene, non si è fatta attendere la replica del primo cittadino di Treviso. Quanto tempo ho a disposizione? Perché se devo stare qui a presentare tutta la programmazione culturale, sportiva, ci metto fino al TG di questa sera delle 19:30, ma lo faccio volentieri. Risponde così, con tono ironico, il sindaco Mario Conte al presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzoiello. Sul piatto la questione bar e negozi chiusi la domenica o di sera. Bisogna dare alle imprese un progetto che vada oltre la mostra, aveva detto Aiello, e la risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Banalmente dico che mentre inauguravamo la mostra del Canova, possiamo già parlare della mostra di Paris-Bordon, possiamo parlare di un evento internazionale del rugby, possiamo parlare del Giro d'Italia, possiamo parlare della programmazione con Ryanair, possiamo parlare della rete di festival, quindi la programmazione a lungo termine c'è. Insomma, non si tratta di programmazione, il vero problema è di tenere aperto, spiega il primo cittadino. Lo ha detto proprio Penzoiello, sono costi di gestione e reperimento del personale. Non andrei invece a parlare della programmazione culturale della città, perché uno, è condivisa anche con loro e la conoscono bene, due, è una programmazione che mi sento di dire è straordinaria. Fra l'altro il sindaco tiene a precisare che in città si è passati da 3.800 metri quadri di plateatici a 7.000 metri quadri, messi a disposizione anche degli associati di Veneto Imprese Unite. Poi aggiunge: adesso che i risultati si vedono è tempo di rimboccarsi le maniche, come diceva il presidente Capraro, e di fare quel salto di qualità di cui la città ha bisogno per offrire un'emozione in più.
E adesso torniamo a parlare del problema del rincaro dei costi energetici di gas, insomma delle bollette in generale, perché il caro delle bollette e delle materie prime sta mettendo in difficoltà sempre più amministrazioni comunali, sono sempre più salati i conti per ad esempio i comuni della Marca. Vediamo. La situazione è davvero catastrofica, non ho paura a usare un termine come questo. Noi abbiamo vari lavori, vari progetti che devono essere finanziati e facevamo i conti proprio nei giorni scorsi che avremo quest'anno 1.520.000 euro, solo riferendosi ad alcune voci, che vengono fumati dal rincaro energetico e dall'aumento dei costi dei cantieri. Da un lato il caro bolletta che incide per 620.000 euro, dall'altro il rialzo dei prezzi delle materie prime che spariglia le carte in tavola per i cantieri in corso, un conto salatissimo se si guarda soprattutto all'edilizia scolastica, e qui il sindaco di Preganziol entra nel dettaglio. Un'altra scuola il cui cantiere doveva costare in toto 660.000 euro arriverà a poco sopra il milione, la scuola di San Trovaso che da 910 di quadro economico arriverà a quasi 1,5 milioni, un altro piccolo cantiere da 150 arriva a 190. Se si vogliono fare i lavori bisogna mettere i soldi, ma è una cosa folle. Dal Terraglio alla Marca Occidentale il copione è lo stesso. Calcolatrice alla mano a fare il punto è anche il primo cittadino di Riese Pio X. Cantiere della scuola, parliamo di un'opera da poco sotto 4 milioni di euro, si ragiona sull'ordine di 400.000 euro grosso modo solo di materiali, e quindi in più ovviamente, ahimè, e quindi questo va a sballare completamente il quadro economico. E sono tanti, per non dire tutti, i sindaci del Trevigiano alle prese con preventivi che stanno letteralmente scoppiando loro in mano. Anche per questo si studiano nuove vie e si accelerano alcuni progetti. Noi abbiamo un progetto di riqualificazione che dovrebbe partire abbastanza a breve, che ci consentirà poi di andare a dosare punto punto l'energia di ogni singolo punto luce. Ma un conto sono le buone pratiche, un altro il problema più generale. Noi ci auguriamo ci sia soprattutto una misura strutturale da parte del governo, poi noi faremo la nostra parte. Grazie a Dio il bilancio del Comune di Riese è un bilancio sano, per cui in qualche modo riusciremo a rispondere anche a questa esigenza, però è chiaro che la cosa ci mette particolarmente in difficoltà. E a tal proposito si sono espressi gli assessori regionali Bottacin e Donazzan, hanno detto che il PNRR va rivisto perché ora ci sono altre esigenze, altre priorità, allargando insomma il fronte della discussione proprio all'allarme lanciato dalle famiglie per il rincaro dei costi di bollette e materie prime. Vediamo. Il Veneto rischia molto perché noi siamo una catena di produzione dentro le filiere nobili e sono quelle che oggi soffrono. La nostra regione rischia di pagare un prezzo salato con l'impatto economico della pandemia prima e della guerra poi, con i rincari di energia, gas e materie prime. Un allarme che, sottolinea l'assessore Donazzani, il Veneto aveva lanciato diversi mesi fa, ma sottovalutato. Si doveva, aggiunge, intervenire prima sui costi dell'energia, ad esempio come fatto in Francia, fissando un tetto sulle bollette. Qui invece lasciamo le imprese che si arrangino, le famiglie hanno avuto un bonus, ma quelle sono risorse a perdere, non si fanno investimenti strategici per aiutare le imprese. Il tema energetico, strettamente legato a quello del gas e dei trasporti, è centrale per famiglie e imprese. Per l'assessore Bottacin bisogna puntare il più possibile sulle fonti rinnovabili, con un ma. Sarà difficile pensare di poter utilizzare solo ed esclusivamente fonti rinnovabili per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che la fonte rinnovabile non è continua, quindi ci sono dei momenti in cui viene prodotta e dei momenti in cui non è possibile produrla, quindi va accumulata, e pensiamo per esempio che tutti i materiali per produrre le batterie sono in mano ai cinesi e quindi rischieremo di diventare totalmente dipendenti da un unico paese, cosa che non ci possiamo permettere. Tutto questo rientra in un progetto di sostenibilità che deve però fare i conti con la salvaguardia dell'economia e una tutela ambientale minacciata dai cambiamenti climatici che impongono di fare in fretta. Negli ultimi 30 anni, spiega l'assessore Bottacini, in Veneto abbiamo registrato un aumento di temperatura di 1,5 gradi. Per i due rappresentanti della giunta regionale in questo quadro diventa strategico il PNRR, che va però rivisto negli obiettivi e nelle modalità. Alcuni obiettivi, alcuni progetti, alcuni target devono essere modificati a mio modo di vedere tenendo conto della contingenza dei fatti. Oggi la priorità
assoluta probabilmente è quella energetica, i costi delle materie prime che mettono in difficoltà le imprese, che mettono in difficoltà i cittadini, quindi bisogna puntare prima di tutto su questo. E torneremo fra pochissimo a parlare di PNRR perché è stato siglato un importante protocollo d'intesa, però adesso così interrompiamo un attimo il filo del discorso per una notizia curiosa, una notizia di colore, ma anche insomma un motivo un po' d'orgoglio per tutto il Veneto, perché pensate che è veneziano il console generale in servizio più anziano del mondo, altro record raggiunto per il comandante Ferruccio Falconi, che a 95 anni è stato riconfermato in carica anche per i prossimi 5 anni, console onorario del Lesotho, un paese del Sudafrica. Non era mai capitato che un console onorario generale fosse confermato in carica all'età di 95 anni compiuti. A battere questo ennesimo record ci ha pensato a Venezia il capitano Ferruccio Falconi, nativo di Massa Carrara, ma veneziano d'adozione, comandante di navi ed ex capopilota della Corporazione Piloti dell'Estuario Veneto, profondo conoscitore della nostra laguna. Falconi non andrà in pensione dalla carriera diplomatica, riconfermato in servizio come console generale onorario del Lesotho, un paese del Sudafrica con oltre 2 milioni di abitanti. Per altri 5 anni Falconi avrà giurisdizione in ben 4 regioni, ovvero Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, diventando così il componente del corpo consolare più anziano al mondo. Io non volevo, ero stanco di fare anche il console generale perché anche lì è impegnativo, e a 95 anni mi hanno detto tutti è un record perché nessuno al mondo, nessun rappresentante diplomatico consolare ha questa età mia, e considero che sia un onore per Venezia, per me e per la mia famiglia. Continua l'impegno per il suo Museo del Mare. Ho creato questo museo unico al mondo perché è museo attivo dove tutto si può toccare. Qui le correnti galvaniche le faccio vedere dall'usura degli anodi che cosa produce la corrente galvanica. Bisogna saperle queste cose, noi le impariamo a scuola, le consolidiamo navigando e poi le sviluppiamo anche qui attraverso il museo. E come detto adesso torniamo a parlare e a chiudere anche l'argomento legato al PNRR perché, come vi dicevo, è stato siglato un importante protocollo territoriale fra sindacati e provincia. Scopriamo di che cosa si tratta. Una firma posta in calce a un protocollo che guarda la rilevanza economico e sociale dei bandi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un treno carico di prospettive per il territorio da cogliere al volo. CGIL, CISL, UIL e Provincia l'hanno sottoscritto questa mattina a Palazzo Piloni per mettere un punto fermo sulla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai bandi già in essere o da sviluppare, con un occhio alla ricomposizione delle diversità territoriali. La necessità è di riuscire a accaparrarsi o a gestire al meglio tutte le risorse che vengono messe a disposizione proprio per cercare di diminuire le differenze territoriali che sostanzialmente da tanto tempo, come dire, vedono ovviamente la provincia di Belluno un po' indietro. Una firma importante attraverso la quale le parti sociali chiedono il coordinamento di una programmazione di lungo respiro. Il territorio di Belluno ha bisogno di creare quelle condizioni per cui si generi sviluppo, si generi occupazione, si generino le condizioni perché la gente rimanga o venga ad abitare a Belluno e a lavorare ovviamente di conseguenza. Ma per fare questo serve fare rete, servono le grandi competenze che il territorio ha. Un territorio con peculiarità uniche. La parola d'ordine richiesta è solidarietà tra le comunità. Ci sono comuni diciamo più strutturati per la questione soprattutto tecnica dell'esecuzione di questi bandi e comuni meno strutturati. Sarebbe un peccato riuscire a intercettare queste risorse e non poterle magari usufruire anche per i comuni più piccoli. Le linee di indirizzo saranno scritte sul piano strategico della provincia che non potrà non tenere conto delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime. Possiamo vincere dei bandi, ma poi dobbiamo metterli a terra. I problemi sono quelli legati fondamentalmente all'aumento dei costi e quindi anche ai progetti definitivi ed esecutivi che dovremo andare a fare nelle prossime settimane e che mi auguro possano garantirci una copertura economica completa. E adesso parliamo di
una proposta di matrimonio molto originale. La sua squadra vince il campionato di seconda categoria, stiamo parlando della Stella Azzurra Sant'Anna di Rosà, e lui a centrocampo coinvolge tutti i suoi compagni in una, appunto, dichiarazione di nozze davvero originale. Vediamo. Scene da un matrimonio futuro. Teatro della dichiarazione che Giacomo Mazzoleni ha fatto alla sua promessa sposa Arianna è il campo di Sant'Anna, una sorpresa organizzata al termine della partita casalinga di domenica scorsa contro il San Pietro Rosà in seconda categoria. Davanti a uno striscione preparato per l'occasione dai compagni di squadra è arrivato il sì tanto atteso. Festa doppia dunque per la Stella Azzurra Sant'Anna, vittoria del campionato e banchetto assicurato per il matrimonio di Arianna e Giacomo. Ecco, questo non potrà di certo essere un regalo di nozze, quello di cui stiamo andando a parlare adesso, perché sarebbe abbastanza proibitivo. Asta da record per la veduta di Venezia di Monet, quadro venduto, pensate, per oltre 56 milioni di dollari. Asta da record per un'opera di Monet a Venezia. Una veduta del 1908 del Canal Grande Santa Maria della Salute è stata venduta da Sotheby's per 56,6 milioni di dollari, diventando la veduta veneziana più pagata dell'artista a un'asta e più in generale la più costosa veduta italiana mai finita all'incanto. Il quadro si unisce a una lunga serie di dipinti di Monet che sono stati venduti per oltre 50 milioni di dollari. L'artista, il più famoso tra gli impressionisti, passò 3 mesi a Venezia nel 1908 e molti dei quadri di questo periodo, dipinti dai gradini di Palazzo Barbaro, dove soggiornava con la moglie, ora sono custoditi in importanti musei, tra cui il Museum of Fine Arts di Boston e il Fine Arts Museum di San Francisco. E adesso parliamo di un contest nazionale tra gli istituti alberghieri che si svolgerà fra poco a Vicenza. Vediamo tutte le immagini della presentazione. Signori, qui abbiamo principalmente finger food, cose piccoline, però comunque molto buone. Là abbiamo una più dolce, però cominciamo col salato. Passiamo col salato. Di qua abbiamo dei paninetti con hamburger di carne mista, macinata principalmente, della scamorza. Questo è un assaggio, non solo in senso letterale, che gli studenti dell'Istituto Almerico da Schio hanno voluto dare nella presentazione della gara nazionale degli istituti alberghieri, che verrà ospitata proprio a Vicenza, vincitrice dell'ultimo torneo pre-pandemia. Dal 24 al 27 maggio si sfideranno 55 studenti provenienti da 19 province e 11 regioni. Un grande merito per Vicenza essere qua a rappresentare questo concorso, soprattutto in un paese come l'Italia, dove l'enogastronomia è proprio al centro quasi dell'economia. Dà la possibilità appunto a tutti i nostri studenti, ma anche agli studenti delle altre scuole che parteciperanno, di mettere in pratica le loro abilità e di mettersi soprattutto alla prova per unire il territorio, la scuola e anche gli insegnamenti che ci vengono dati in questi 3 ambiti scolastici. Importante sarà sicuramente l'organizzazione e le abilità che i studenti dimostreranno. I ragazzi sono ambasciatori di questa nuova sensibilità, quindi non vogliono solo trovare nel piatto un prodotto buono, ma vogliono sapere da dove proviene, qual è la storia di quel prodotto e qual è la sostenibilità di quel prodotto. Le eccellenze gastronomiche locali saranno indiscusse protagoniste per sostenere tutta la filiera turistica legata all'enogastronomia. Filo conduttore nelle diverse prove di questa edizione vicentina del premio, quello del turismo green e sostenibile, che i ragazzi saranno chiamati ad interpretare. Le prove riguardano non solo la cucina e la pasticceria per ovvi motivi, ma anche la sala e vendita e l'accoglienza turistica. Quindi dietro a questa parola enogastronomia non si deve pensare soltanto alla cucina, ma c'è un mondo immenso. Parliamo adesso di triathlon. L'Italia fa il pieno con 3 ori e 1 argento. È infatti italiano il podio della Europe Triathlon Cup di Caorle, che conquista 3 medaglie d'oro e 1 d'argento nella 3 giorni di gare internazionali. Il nuoto.
La gara ciclistica. La corsa con staffetta. È italiano il podio della Europe Triathlon Cup di Caorle, che conquista 3 medaglie d'oro e 1 d'argento, con l'azzurra Carlotta Missaglia e Angelica Presti, rispettivamente oro e argento per la categoria Elite Donne, e la vittoria di Ewan De Nigro nella prova individuale maschile riservata alla categoria Junior, nella 3 giorni di gare internazionali tenutisi nello scorso fine settimana tra Caorle, Porto Santa Margherita e Altanea. A prendervi parte triatleti junior ed elite provenienti dai 5 continenti, oltre al gruppo degli anziani, gli age group. Un totale complessivo di 350 atleti, 120 uomini, 90 junior donne, 70 elite uomini e 70 elite donne. Numeri e storie che raccontano di una località protagonista di competizioni internazionali, con medaglie e podi azzurri e con, è il caso di dire, l'argento vivo addosso. E allora ci uniamo anche noi, complimenti e congratulazioni agli atleti azzurri del triathlon che hanno ottenuto un risultato così prestigioso. Per questa edizione di Focus TG è davvero tutto, sono le 13:30, questo vuol dire che non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti serali di Rete Veneta dedicati all'informazione con TG Bassano e con TG Vicenza. L'appuntamento invece con tutti voi è puntuali alle ore 12 domani con una nuova edizione di Focus TG. Grazie e buona giornata a tutti.